E ben trovati da Livigno, amici di Sportisili, qui dal centro sportivo Acquagranda, che vi devo confessare ogni giorno che passa sempre più bello, sempre più entusiasmante. E vi diremo anche, come avete potuto vedere dal titolo di questa live, cannoli. Parola d'ordine di questa live, ve ne parlo tra poco. Intanto vi saluto, si è chiuso il secondo giorno di ritiro qui tra le montagne della Valtellina per la squadra di Alessio Dionisi, che oggi ha lavorato con due modalità appunto di lavoro diverse. La prima, quella che si è svolta al mattino, che vi ha già raccontato questa mattina il buon Antonio Massaro, sempre qui dalla nostra pagina Facebook e dal nostro canale YouTube, mentre alle mie spalle tornano negli spogliatoi Sebastiano De Planche e Giacomo Corona. Di De Planche, ma anche di Corona, parlerò più avanti. E poi nella seconda parte dell'allenamento tutti in campo, quasi tutti in campo, per lavorare con tanto pallone, con tanta tattica, con tanti movimenti, ma ne parleremo in maniera più approfondita nel corso di questa seconda live giornaliera targata Sportisili qui da Livigno. Intanto vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri profili, intanto su quelli social come Facebook, che oggi ha raggiunto i 10.000 followers, l'abbiamo celebrato a sufficienza, vi ringraziamo ancora una volta per il supporto e per il sostegno che date alla nostra realtà. Ovviamente Instagram, dove avete potuto ammirare, così come su Facebook, il torello, così la partitella di fine, sia il torello di inizio e sia la partitella di fine seduta odierna. E poi ovviamente TikTok, il sito www.sportisili.it, dove potete trovare tutte le notizie sullo sport siciliano a 360 gradi, e poi naturalmente la seconda piattaforma, o la prima a seconda delle vostre preferenze, dalla quale potete seguire questa diretta e tutte le dirette dell'estate targate Sportisili, e non solo dell'estate ovviamente, ovvero sia il canale YouTube. Anche lì siamo vicini ai 6.000 iscritti, vi aspettiamo naturalmente per potervi accompagnare per tutto l'anno, dall'estate con i ritiri alla stagione che sta per cominciare ormai con le gare in campo. Andiamo, a proposito di campo, allora a parlare di quello che è successo intanto oggi pomeriggio, poi faremo un flashback a parlare di quello che è successo prima di pranzo, ovvero sia la conferenza stampa di Jacopo Segre, fresco di rinnovo Jacopo Segre, tra l'altro fino al 2027, il centrocampista ex tra le altre di Torino e Perugia. Ma veniamo al campo con intanto il torello che hanno fatto i ragazzi un po' per scaldare, per mettere in moto le gambe, per scaldare anche il piede, in vista di una sessione pomeridiana con buona parte di lavoro tattico. Ancora una volta Alessio Dionisi e il suo staff hanno lavorato sulla base tattica di un 4-3-3, e anche qui si sono potute vedere alcune indicazioni importanti anche sul lavoro della difesa, perché ad esempio in alcuni passaggi Dionisi chiedeva un lavoro in più ai suoi difensori, in particolare per quanto riguarda l'uscita sulla punta avversaria, nel caso specifico Brunori da una parte e Soleri dall'altra, proprio per giocare d'anticipo, per giocare anche nell'impatto tra la punta e il difensore. Insomma, un lavoro molto intenso, molto interessante, che Dionisi ha riproposto anche nella partitella a ranghi misti, anche in questo caso un 4-3-3 per parte, con l'inevitabile anche in questa sessione pomeridiana, inevitabile adattamento tra gli altri di Alessio Buttaro come terzino sinistro nella seconda squadra, quella in maglia rosa, mentre la squadra con la pettorina ha schierato quello che attualmente è l'unico terzino sinistro di ruolo, ovvero sia Peppe Aurelio, in attesa che torni dalla pausa post Copa America Christopher Lund. Deve tornare anche Ionut del Ciaro, ma in questo caso c'è abbondanza, almeno per il momento, di centrali difensivi. E ricordiamo che sono ancora ai box Sebastiano De Planche, che poc'anzi ho nominato, e ho avuto un piccolo momento di blackout. Pietro Ceccaroni, che stava corricchiando poc'anzi, ha fatto anche qualche esercizio con la palla, il difensore arrivato un anno fa dal Venezia, che comunque segue in maniera assidua ogni singola seduta di allenamento della squadra, sia quando la squadra è in palestra, sia quando la squadra o parte di essa si allena sul terreno di gioco qui dell'Acquagranda di Livigno. Prima però di addentrarci in discorsi un pochettino più intensi, un pochino più particolari, e qui invito Antonio Massaro, che oggi mi dà la staffetta in regia, a cominciare a preparare la clip, che è bella corposa, relativa alla conferenza stampa di Jacopo Segre. Ricordo, Jacopo Segre questa mattina
rinnovo di contratto fino al 2027 è diventato ufficiale dopo una lunga trattativa. Si era parlato di calciomercato, di squadre di A e di B che lo volevano fortemente tra le proprie fila. Jacopo ha scelto ancora una volta il rosanero, almeno terza stagione per lui, poi vedremo tra un anno cosa accadrà, ma intanto gustiamoci questa terza stagione in maglia rosa per il centrocampista ex di Perugia e Torino. Ma prima di tutto, prima di vederlo in campo, sentiamo cosa ha detto oggi in sala stampa. Beh, dopo una trattativa comunque lunga che è durata un po' di mesi, io non vedevo l'ora di firmare. È arrivato questo momento, sono grato e sono felice di aver sposato comunque questo progetto ed essermi legato a questa società e adesso devo ripagare ancora per l'ennesima volta la fiducia in campo. Beh, sicuramente c'erano voci concrete, ma io non ho mai avuto dubbi sul firmare per questa società e non vedevo l'ora, perché per me è un'occasione importante e voglio andare in Serie A con questa società, con questa maglia, per questa città, perché se lo meritano e daremo tutto in campo per arrivarci. La mia forza è sempre stata l'umiltà, la voglia di esprimermi attraverso il gioco, attraverso i miei compagni, attraverso lo staff che mi dà indicazioni. Sicuramente nel calcio, ma come nel lavoro in generale, arrivano le occasioni e l'importante è farsi trovare pronti e questo diciamo è una delle mie forze, il lavoro, la determinazione e la passione che metto ogni giorno sul rettangolo verde e devo portarla avanti e trasmetterla a tutti i miei compagni. Assolutamente, ho avuto l'occasione e l'onore di parlare con Giulio in questi giorni e mi hanno accostato a lui parecchie volte l'anno scorso per i miei gol, per la mia intensità, per i miei inserimenti che metto ogni giorno e perché no, per me, ripeto, è un piacere e spero di attraversare e calpestare le sue orme, perché ha fatto una grandissima carriera e quindi è per me un orgoglio. No, per noi sicuramente è un'occasione importante avere una persona e un mister di questo calibro. Adesso sono passati pochi giorni, ma subito ci sta trasmettendo la voglia di esprimere il nostro gioco e di attaccare gli spazi in ogni occasione di campo, di ogni partita. E niente, quindi adesso lavoreremo, abbiamo tanti giorni per conoscerci meglio e cercheremo di mettere in atto tutte le richieste che ci pone. Beh no, sicuramente è un piacere ricevere queste parole, ma in questo momento abbiamo un solo capitano che è Matteo, che ogni giorno si allena a 2000 all'ora ed è un nostro punto di riferimento. No, allora mi collego al primo punto su Matteo e ripeto, è un mio amico, mio grande amico, gli voglio tanto bene e non sta a me a decidere il suo futuro e ogni giorno esprime la sua professionalità e la sua voglia di andare a 2000 e quindi non sono mie decisioni ed è un punto di riferimento lui, che seguiamo tutti, tutta la squadra. Per quanto riguarda invece il gioco che esprime il mister, per le mezzali è importante, se riesco a già ripetere il gol dell'anno scorso penso che sia un grande obiettivo e poi ovviamente non ci si ferma mai, no? Nella vita come nel lavoro, quindi io mi alleno sempre a migliorarmi sia tecnicamente che tatticamente e cercherò di mettere in atto quello che chiede il mister e sicuramente gli inserimenti per il suo gioco sono importanti e quindi anche a livello realizzativo spero di ripetermi e anche migliorarmi. No, beh, il mister ha detto bene, io penso che la passione è la cosa più bella che possa avere un giocatore, ma come una persona in generale, perché senza passione non si va da nessuna parte.
dopo passione comunque ci sono parole come umiltà, dedizione, spirito di sacrificio e di volontà, che con tutte queste cose messe in campo secondo me caricano la città, uno stadio che ci accoglie sempre nei miglior dei modi e secondo me si possono dare grandi risposte attraverso queste parole. E quindi non bisogna avere pressione, bisogna solo avere passione, come ha detto lei, perché con il lavoro arriveranno grandi risultati, solo tramite il lavoro e lo spirito di sacrificio. E dunque Jacopo Segre, protagonista della conferenza stampa di oggi, avete sentito gli argomenti principali di quello che è stato il discorso del centrocampista con la maglia numero 8, bello anche il riferimento in conferenza stampa con un altro importante numero 8 della storia rosanero, che tra l'altro è alle mie spalle, non credo che lo vediate perché è seduto su una delle due panchine, ovvero sia Giulio Migliaccio, uno che con la maglia rosa e con l'8 sulle spalle ha fatto veramente la storia, non solo recente ma la storia in assoluto del calcio a Palermo. Perché prendo l'argomento Migliaccio? Perché in questo momento siamo in fase di colloqui, sembra quasi un ufficio di collocamento con la panchina alle mie spalle, alla mia destra, ovvero alla sinistra del vostro punto di vista, perché poc'anzi c'è stato un colloquio, alla fine ce ne sono diversi, anche quasi quotidiani, di colloqui tra quello che potremmo definire la triade tecnico-sportiva del Palermo Football Club, ovvero sia Alessio Dionisi, il già citato Giulio Migliaccio e Morgan De Santis, che ieri ha ribadito anche le sue rassicurazioni, come si suol dire in questi casi off records, dicendo vogliamo lavorare su una rosa lunga, vogliamo creare una rosa lunga, vogliamo una rosa forte per portare il Palermo più in alto possibile. In tal senso approfitto di uno dei commenti che sono arrivati nella live, in particolare uno da Facebook. Vi ricordo, potete seguirci e commentare sia su Facebook che su YouTube in live, e anche, perché no, a diretta finita, perché troverete i video sull'una e sull'altra piattaforma. Ci viene richiesto: che ci dici di Matteo Brunori? Rimane. Questo è il grande punto interrogativo che probabilmente ci accompagnerà non solo per questo ritiro, ma per quasi tutta l'estate in casa Palermo. Matteo Brunori ad oggi, allo stato attuale dell'arte, è il capitano del Palermo, il numero 9 del Palermo, il centravanti del Palermo, e chi lo sa, qualora dovesse rimanere potrebbe anche puntare a battere quel record che dura ormai da più di 10 anni, quello dei gol messi a segno all time con la maglia rosanera, ovvero sia quello di Fabrizio Miccoli, da un capitano all'altro, per così dire, un passaggio del testimone quasi inevitabile. Cosa succede però? Matteo Brunori per il momento sta facendo molto discutere, pur non parlando. Quel silenzio che fa rumore, potremmo definirlo così, perché al momento Matteo Brunori non si è esposto né dopo quello che è accaduto, e lo sanno tutti, a Venezia, né dopo le rassicurazioni fornite da Morgan De Santis nella conferenza stampa di presentazione, in cui ha detto molto chiaramente: Matteo Brunori fa parte del progetto, non ci sono dubbi. Dubbi che non vengono, perché per il momento, almeno per quel che ci risulta, non ci sono offerte reali e concrete per il capitano rosanero. Però si sa, il calciomercato è bello perché è vario, il calciomercato, ricordiamo, termina il 31 agosto, siamo all'8 di luglio, quindi ci sono ancora più di 50 giorni per scoprire quello che sta accadendo. Intanto si è concluso anche l'altro colloquio sulla panchina, ovvero sia quello che, oltre a Migliaccio e a De Santis, ha visto come protagonista Sebastiano De Planche. Naturalmente resta da capire anche la situazione, più che altro dal punto di vista fisico, del giovane portiere della nazionale Under 21 e del Palermo, perché, complice l'infortunio patito nel finale dell'andata delle semifinali contro il Venezia, non ha ancora visto il campo, oltre ovviamente ad aver saltato il match di ritorno, ed è un Sebastiano De Planche che probabilmente vorrà delle rassicurazioni sulla sua posizione al cospetto di Alfred Gomis, che ha iniziato, a mio parere, molto bene questo ritiro, si è fatto trovare dinamico, si è fatto trovare attento, si è fatto trovare sveglio, a dispetto di una stazza fisica che sicuramente rischia di patire, di far patire il giocatore, considerando gli alti e grandi carichi di
lavoro. Approfitto anche della dell'altro commento che mi è balzato all'occhio, che è quello di Salvatore Cangemi, che scrive: salve a tutti ragazzi, mentre voi mi aggiornate sul ritiro del Palermo, io da buon palermitano mangio babbaluci e melone rosso, quella che possiamo ribattezzare anguria, insomma. E qui subentra ciò che voi non vedete ma che io vedo alla mia destra e che tutti noi che veniamo all'Acqua Granda vediamo sempre, mentre alle mie spalle stanno scendendo degli spogliatoi altri giocatori, tra cui Jacopo Segre, che è stato appunto protagonista in conferenza stampa, c'è anche, se ho visto bene, Claudio Gomez e anche il direttore Morgan De Santis che torna negli spogliatoi. Cosa stavo dicendo? Penso la parte più importante, senza alcun dubbio, di questo ritiro, ovviamente stiamo scherzando, perché il Palermo ha deciso di installare una lambretta, un apecar che produce cannoli. Voi direte, i cannoli a Livigno? Sì, i cannoli a Livigno, con la signora Mary, tra l'altro gentilissima, che in qualità di operatore mi ha anche offerto un cannolo che mi sono gustato con grande anche nostalgia, anche se siamo andati via da Palermo da un paio di giorni, torneremo tra 13 giorni. Chiusa questa piccola parentesi promozionale e culinaria, torniamo al campo, perché Vincenzo Lo Piccolo chiede notizie su Pedro Mendes. Pedro Mendes è uno dei primi nomi fatti sul Palermo per quel che riguarda il ruolo di prima punta, naturalmente tutto legato ad un'eventuale partenza di uno tra Brunori e Soleri o addirittura di entrambi, chi lo sa. Per il momento non se ne è parlato più di tanto, perché naturalmente l'Ascoli vuole monetizzare, Pedro Mendes non vuole andare in C con i bianconeri marchigiani. Se ne parlerà sicuramente quando si tornerà a parlare in maniera prepotente e importante, se se ne parlerà, di un'eventuale cessione di Matteo Brunori. Saluto anche Antonino Covello che ci sta seguendo e ci ha anche salutato, e anche così, ho anche la platea, è incredibile, la prima diretta della storia dei Sportisiri con la platea, clamoroso. Tornando campo praticamente, che lavora qua a Livigno a scuola ed è della provincia di Trapani, e ne approfitteremo, è sempre tifoso del Palermo, e ne approfitteremo della sua eventuale presenza. Adesso anche un'intervistina prima della fine del ritiro, qualora dovesse tornare all'Acqua Granda. Tornando agli argomenti di calciomercato in particolare, perché questa mattina, come avete potuto vedere su sportisiri.it, l'ultima notizia, l'ultima indiscrezione di mercato che riguarda Mirko Pigliacelli. Poc'anzi abbiamo parlato di De Planche, abbiamo parlato di Gomis, ma tiene banco la questione Pigliacelli, che attende probabilmente anche l'offerta giusta per tornare a essere protagonista, perché le presenze di Gomis e De Planche in un certo senso lo tagliano fuori. Lui si sta continuando ad allenare come sempre, sempre col sorriso verso i tifosi, sempre con tanta grinta, con tanta personalità, però lui stesso sa bene che il tempo qui al Palermo potrebbe essere vicino alla sua conclusione. Allora, cosa abbiamo scritto questa mattina? Che oltre al Bari e soprattutto al Catanzaro, che in questo momento cerca un portiere per sostituire un altro ex rosa, ovvero sia Fulignati, una big di Serie C, ovvero sia il Benevento, starebbe pensando di avanzare un'offerta per il portiere romano. Ricordiamo che il Benevento è una delle tante squadre del girone C di Serie C che ambisce ad un ruolo da protagonista, sarebbe pronto a fare anche una bella offerta economica. Ricordiamo che Pigliacelli ha compiuto qualche giorno fa 31 anni, i portieri hanno questo grande vantaggio di poter avere una carriera ben più lunga rispetto ai calciatori di movimento, quindi non è esattamente l'ultimo contratto della carriera di Pigliacelli, però chissà. L'idea, il progetto, in questi casi vale più il progetto che il contratto, soprattutto per i calciatori, in cui la scelta di ripartire anche da una categoria inferiore potrebbe stuzzicare, potrebbe stimolare Mirko, che comunque merita palcoscenici, senza offesa del Benevento, ben più alti rispetto ad una Serie C, per carità, a vincere, però sicuramente potrebbe essere così, quella mina vagante che potrebbe aggiungere Pepe al futuro di Pigliacelli. Ci scrive ancora Vincenzo Lo Piccolo: ora si è fatto il nome di Henry del Verona. Il nome di Thomas Henry, che è il centravanti francese appunto del Verona, era già stato fatto a gennaio, quando si pensava che il Palermo potesse intervenire soprattutto nel caso di una partenza di Soleri direzione Modena, partenza che poi non c'è stata perché il giocatore non era in vendita, non era stato messo in vendita dal Palermo, e poi con la doppietta proprio contro il Modena, gli strani incroci del calcio hanno portato il centravanti di scuola Roma a restare a Palermo almeno fino a fine stagione. È tornato in auge il nome di Thomas Henry, anche se qui, nonostante queste ultime indiscrezioni, la sensazione è che sia più un nome gettato nel calderone, di questo grande calderone che è il calciomercato, perché comunque
il Verona sta cercando, già a gennaio stava cercando un acquirente per il giocatore, si parla del Palermo in orbita mercato attaccanti perché Matteo Brunori chiaramente tiene banco il suo futuro e quindi il Palermo tra altre cose è una società che può spendere e investire, quindi fa gola in un certo senso avere l'interessamento del Palermo, ma o chissà sfruttare le voci sul Palermo per cercare di creare un po' di bagarre su determinati calciatori in vendita. Noi comunque naturalmente faremo tutti gli approfondimenti e tutte le valutazioni del caso su questo nuovo, o meglio riciclato in un certo senso nome di calciomercato. Tornando a Livigno, è appena arrivata la comunicazione dall'ufficio stampa del Palermo, domani in conferenza stampa Patrick Peda, che è uno dei due nuovi arrivi rispetto alla scorsa stagione, l'altro appunto Alfred Gomis. Patrick Peda, difensore che è reduce da un buon periodo alla SPAL, torna probabilmente per restare qui a Palermo. Domani sentiremo le sue parole, lo abbiamo visto bello grintoso e soprattutto con un ottimo senso della posizione, che sicuramente dote che fa di lui un centrale di affidamento per il futuro. Tra l'altro, a proposito dei difensori, c'è attesa sia a Palermo che qui a Livigno per il sempre più probabile arrivo di due nuovi elementi, ovvero sia Nicolau, il centrale cipriota che arriverà dallo Spezia. Probabilmente saranno inseriti nella trattativa i cartellini di Aurelio e di Soleri, staremo a vedere quando arriveranno tutte le ufficialità del caso. Almeno per il momento non c'è la sensazione che entrambi possano partire, potrebbe partire più probabilmente Aurelio, ma sicuramente il Palermo per l'attacco vuole fare tutte le valutazioni del caso prima di decidere. Poi c'è Pierozzi, il terzino della Fiorentina, di proprietà della Fiorentina, che ha chiuso la scorsa stagione alla Salernitana, che un anno fa ha affrontato il Palermo con la maglia della Regina in Serie B, stagione 22-23 eccezionale per il laterale che è fiorentino doc e che andrebbe ad abbracciare un altro toscano, ovvero sia Alessio Dionisi, sulla panchina del Palermo. Trattativa in via di conclusione e che vedrebbe il Palermo andare a rinfoltire, a rimpolpare la batteria dei terzini. Ricordiamo che in questo momento ci sono due giocatori che possono giocare sulla corsia di destra, ovvero sia Salim Diakité e Alessio Buttaro, e poi ci sarebbe sulla corsia sinistra il solo per il momento Lund, qualora fosse confermato l'addio di Aurelio in direzione Spezia nell'affare che porterebbe invece a Palermo Nicolau. Andiamo un po' a vedere anche quelle che sono le altre richieste, sia da YouTube che da Facebook. Ci viene chiesto ad esempio come stanno gli esterni d'attacco, e qui si apre una nuova parentesi perché si è giocata la partitella. Noi siamo stati anche un pizzichino sfortunati perché nel video che vi abbiamo proposto sulle nostre pagine Facebook e Instagram abbiamo staccato la ripresa proprio dal triplice fischio di Dionisi al termine della partitella, terminata 0-0. Poi Dionisi ha fatto giocare qualche minuto extra mentre noi appunto eravamo in sede di caricamento del reel, e proprio durante il caricamento del reel segnava Federico Di Francesco. Federico Di Francesco, che sicuramente vorrà fare il leader di questa squadra, quello che non è riuscito a fare l'anno scorso per tanti motivi, chissà, magari se dovesse presentarsi in sala stampa in questo ritiro ce lo spiegherà lui stesso. Lui è sicuramente il giocatore sul quale Alessio Dionisi sta puntando tantissimo per la prossima stagione, lui ma anche Roberto Insigne, al quale io personalmente in questi primi 3 allenamenti, soprattutto quello di ieri pomeriggio e quello di oggi pomeriggio in cui c'è stato più lavoro con la palla, Roberto Insigne sembra in palla, sembra pronto a riscattare, sembra pronto a cancellare quanto di negativo purtroppo per lui si è visto nella scorsa stagione. Staremo a vedere se punterà su di lui Alessio Dionisi e se punterà su di lui il Palermo, perché ricordiamo che ha ancora un anno di contratto, non è ormai un giovincello nel fiore degli anni, ma è un giocatore che in Serie B, se sta bene, se viene messo nelle condizioni di fare bene, può essere assoluto protagonista. Questo naturalmente per quanto riguarda gli esterni, fermo restando che poi ci sono altri giocatori come Checco Di Mariano, che sta cercando di entrare anche nella migliore condizione di forma possibile, e poi non dimentichiamoci anche di quelli che sono i cosiddetti rifinitori, i cosiddetti trequartisti, ognuno con caratteristiche diverse, come Pippo Ranocchia, che abbiamo visto bello pimpante anche con tanto buon umore, e Alovasic, che invece
sta cercando di tirare fuori una parte di lui che forse l'anno scorso non si è vista tantissimo, che è quella più della grinta, della personalità, dell'aggressività. Giocatore che a questo Palermo, è un Palermo che vuole essere protagonista, non può che fare assolutamente bene. Qui intanto cala il sole, c'è una nuvoletta fastidiosa che ha riportato un po' di freschetto. Qui a Livigno stanno anche mettendo a posto il campo, mentre tutti, almeno do un'occhiata, do una sbirciatina, ho appena parlato di Elovasic, anche lui sta lasciando il terreno di gioco del centro sportivo Acquagrande, adesso doccia tutti in hotel e se ne parla domani. Domani doppio allenamento, ricordiamo, per il Palermo di Alessio Dionisi, terzo giorno di ritiro qui a Livigno. Come vi ho preannunciato poc'anzi, Patrick Peda sarà il protagonista della conferenza stampa di cui naturalmente vi parleremo in maniera approfondita nel corso dell'appuntamento di domani. Ricordo orari definitivi delle nostre dirette di Sportisile Way, ore 13 e ore 18:30, per non perdervi. Naturalmente questo è quello che ci auguriamo, neanche un secondo di quello che sta accadendo in questo ritiro del Palermo Livigno 2024. Con l'occasione ne approfitto per ricordarvi quelli che sono i nostri contatti, partendo dalla pagina Facebook. Qui vi rinnovo a nome di tutta la famiglia Sportisili il ringraziamento per il primo traguardo dei 10.000 followers sulla pagina appunto Facebook, la pagina Instagram, il profilo su TikTok, il canale YouTube dal quale, così come su Facebook, potete vedere, potete assistere a questa e a tutte le dirette targate Sportisile Way. Non perdetevi anche i prossimi aggiornamenti, perché naturalmente siamo la casa dello sport siciliano, non possiamo non possiamo sottovalutare, non possiamo far passare in secondo piano quelli che sono gli altri ritiri, ovvero sia quelli di Catania, Trapani, e siamo naturalmente in attesa di notizie anche da Messina per quello che sarà il futuro societario e il futuro anche sul campo, visto che si dovrà svolgere giocoforza un ritiro. E poi naturalmente non dimenticatevi, visto che le notizie corrono all'impazzata, non dimenticatevi di seguirci sul nostro sito internet www.sportisili.it, dove potrete trovare tutte, e dico tutte, le notizie sullo sport siciliano a 360 gradi. Mentre c'è ancora questa nuvoletta che mi copre il sole, vi saluto, un ringraziamento qui dal centro sportivo Acquagranda di Livigno, da Francesco Camuca e da tutto lo staff di Sportisili, quello presente a Livigno e quello rimasto giocoforza a casa. L'appuntamento per domani, ore 13, dopo la conferenza stampa di Peda, di cui vi parleremo in maniera approfondita. Buona serata a tutti.